Anche oggi Italia Viva è presente per documentare e accendere i riflettori sull'ennesimo disastro che si sta realizzando nella nostra martoriata città. Lo sappiamo tutti, è caduta la pista ciclabile. Questo episodio però non può essere lasciato in disparte, in solitudine, senza l'attenzione della città, perché è un fatto di una gravità enorme e assolutamente occorrono degli interventi urgenti per ripristinare la situazione e fare cessare la situazione di pericolo, ma oltre a ciò servono anche degli interventi strutturali in maniera da evitare che il problema si riproponga ogni anno. Ci troviamo a San Leone, Viale Le Dune, siamo nella pista ciclabile. Purtroppo è crollata per l'ennesima volta, evidentemente i lavori passati non sono stati fatti bene o serviva fare molto di più per bloccare l'erosione. So che c'è un finanziamento regionale che verrà posto in essere a gennaio, ma intanto serve un intervento immediato. Siamo in inverno, la prossima mareggiata porterà a colpire anche la strada, quindi la viabilità. Il Comune con una somma urgenza blocchi immediatamente la possibilità che venga distrutta la strada dall'erosione. Io direi anche alla Regione qualche premio in meno e maggiore fattibilità. Come si vede da questo articolo dell'aprile del 1995, noi già da allora documentavamo che le spiagge stessero sparendo. Sono passati 30 anni e la situazione è rimasta sempre lo stesso, cioè interventi per cercare di salvare i salvabili, ma mai interventi strutturali. Sappiamo che la Regione Sicilia sta intervenendo, non vorremmo che arrivi in ritardo rispetto alle prossime mareggiate. Qualcuno si deve impegnare, il Genio Civile, il Comune di Agrigento, magari a posizionare dei massi ciclopici per salvare la strada.